Signore e signori, buonasera. Eccoci di nuovo con il nostro dibattito fra Adamo ed Eva. Avversari questa sera sono la signora Anita Mazzinghi, di professione parrucchiera per signora, e il signor Antonio Mazzinghi, di professione barbiere. Beh, andate d'accordo come professione? In quello sì. Il nostro quesito è questo: fa bene la donna che parla sempre dei propri vecchi pretendenti, o fa meglio l'uomo che preferisce stare zitto sulle antiche fidanzate? A lei la risposta. Beh, per me fa bene il marito perché almeno ha la delicatezza di non fare confronti. La moglie invece sembra che lo faccia apposta. Lei, per esempio, ogni volta che io a fine mese faccio i conti del negozio, tira sempre in ballo il ricco commerciante di Forlimpopoli che voleva sposarla. Mio marito, invece, a sentir lui, pare che non abbia conosciuto che me. Dice sempre che nella sua infanzia si è occupato sempre e solo di sport. Ah, una volta che aveva la febbre, gli ho sentito pronunciare un nome femminile. Quando gli ho chiesto chi era, sai che cosa mi ha risposto? Che si trattava di una cosa infantile che risaliva al primo anno di scuola. Le pare che io possa credergli? Signora, non mi provochi, non posso influenzare la giuria. Al massimo posso sentire l'opinione dei nostri esperti. Al telefono bianco la danzatrice Floria Torrigiani. Mi lasci un po' pensare. La donna fa benissimo a parlare, anche se non è molto di buon gusto. L'uomo deve soltanto tacere, in questo come in tutti gli altri casi. Grazie, è un parere molto prudente. E ora il parere del telefono nero. Agostino. Caro Tortora, la donna fa molto male, perché il marito potrebbe pentirsi amaramente di non essere stata in dritto come quei là. Lei mi capisce, no? Grazie anche a lei. Vediamo la giuria. Adamo, Eva, Eva. Eva, Adamo, Eva. Per me Adamo, ma Eva batte ugualmente Adamo 4-3. Però vinta o vincitrice, Eva resta sempre la grande favorita, perché ha dalla sua due cose troppo importanti: il fascino femminile e... le creme Durbans, che fanno più belle tutte le donne. Signora, per la pelle grassa, ecco la crema Durbans che elimina il lucido dal viso e dona il vellutato. Per la pelle un po' secca, ecco la crema Durbans nutriente che mantiene naturalmente fresca l'epidermide. Infine la crema Durbans Gelo che dona alle mani candore e morbidezza. Le creme Durbans, con i loro preziosi componenti, sono pari alle creme più costose e il loro prezzo è alla portata di ogni donna. Belle, più belle, bellissime con le creme Durbans.